Dopo la presentazione della festa del mandorlenvione avvenuta lo scorso venerdì presso il Collegio dei Filippini, non si torna più a parlare della manifestazione che l'Ente Parco quest'anno sta organizzando, escludendo il comune di Agrigento, che non avendo le risorse assegnate non può organizzare nulla. Nessuna pianificazione pubblicitaria ancora viene fatta dall'Ente Parco, tranne qualche sporadico manifesto in giro per la città. La manifestazione di quest'anno è legata a doppio filo al patrimonio immateriale, ICNN, il cui responsabile siciliano era presente alla presentazione dell'evento, nella persona di Natale Giordano e la responsabile del CUNES, la dottoressa Coppoletta, del coordinamento dei comuni che fanno parte all'UNESCO. Diciamo che il ruolo più importante lo abbiamo già svolto, perché è stato quello di coinvolgere tutti i nostri membri della rete, tutte le compagini di tradizioni popolari che saranno presenti all'edizione 2017 del Mandorlo appartengono alla nostra rete, ed è un motivo di grande soddisfazione per me, nella qualità di segretario del nuovo ufficio per l'Europa e il Mediterraneo, riuscire ad assistere e a cooperare con il più famoso festival di tradizioni popolari del mondo come il Mandorlo in Fiore. Cos'è l'ICCN? L'ICCN è l'Intercity Cultural Network, che è un network, una rete di città e di organizzazioni della società civile per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, che ha sede a Gangnam in Corea del Sud, che è la città che ospiterà nel 2018 le prossime Olimpiadi invernali, mentre l'ufficio per l'Europa e il Mediterraneo ha sede qui in Sicilia, e l'abbiamo ottenuto nel corso della scorsa Assemblea Generale che proprio ad Agrigento si è svolta, e siamo molto orgogliosi che la nostra prima uscita ufficiale sia proprio in occasione del Mandorlo. Ecco, come lo vede questa edizione un po' diversa, rinnovata? Si perde la parola sacra, ora è festa del Mandorlo. Beh, guardi, a me le sigle e i marchi interessano poco. Diceva qualcuno all'interno del comitato comunista cinese: non importa che il gatto sia bianco o nero, ma che acchiappi il topo, e noi siamo convinti che il topo sarà ben pasciuto. Qual è il vostro ruolo all'interno di questa festa quest'anno? Dunque sarà quello di coordinare sia tutte le varie delegazioni internazionali presenti qui all'interno del Mandorlenfiore, ma sia quello di coordinare i lavori dei colloqui del Mandorlenfiore, che hanno proprio lo scopo di presentare quelli che sono i valori e i principi UNESCO, e nella fattispecie saranno due le giornate dedicate ai colloqui, uno sullo sviluppo sostenibile e il patrimonio culturale immateriale, in cui ci sarà una prolusione di Alberto D'Alessandro della Commissione del Consiglio d'Europa, e con la conclusione della dottoressa Pasquarecchia del MIBACT. Mentre il giorno 11 il tema si focalizzerà su la cittadinanza UNESCO e l'educazione alla cittadinanza globale, tema di attualissima di molta attualità, che verrà trattato da due specialisti come Volpe e come Fabrizio Petri della Commissione Interministeriale dei Diritti Umani.